Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Incidente stradale frontale oggi, lunedì 1 luglio, intorno alle 9.45 a Caposile, sulla rotonda che porta alla strada regionale 89 Treviso Mare. 2 mezzi coinvolti, 3 le persone ferite. A soccorrere i 3 feriti ci ha pensato la squadra dei vigili del fuoco giunta da San Donà di Piave, supportata da una squadra di Mestre. 2 sul mezzo che, dai primi accertamenti, sembra abbia imboccato la rotonda contromano e un terzo ferito sull'altra auto. Sul posto anche il personale SUEM del 118 per prestare le cure del caso. Per il supporto medico è giunto anche l'elisoccorso. Nessuno dei feriti risultava in gravi condizioni. Parliamo ora di politica. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi a Palazzo Balbi, alla presenza della Giunta, la lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in cui chiede la riapertura del tavolo di confronto per l'attuazione dell'autonomia differenziata, secondo quanto previsto dalla Costituzione. Una lettera redatta alla luce della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge sull'autonomia, che sarà operativa dal prossimo 13 luglio. La lettera è stata firmata dal presidente Zaia con la penna che servì ad indire il referendum consultivo del 2017. Un gesto che anche allora portò bene. Come allora, oggi guardiamo al futuro, ha concluso il presidente. Ulteriori particolari nel nostro sito notizieplus.it. Parliamo di sport ed economia. Con l'inizio della nuova stagione sportiva, il Venezia Football Club ha svelato i nomi dei nuovi investitori che porteranno denaro fresco nelle casse del club lagunare. L'ammontare, però, non è dato sapere. Il titolo del comunicato con il quale si viene a conoscenza delle novità, infatti, dice: Venezia Football Club annuncia un significativo incremento di capitali. Viene detto che il gruppo di proprietà ha formato un comitato operativo OPCO per supervisionare la direzione strategica del club. Anche in questo caso non si entra nel dettaglio per dare un valore numerico al concetto di maggioranza significativa. Poi comunque si scoprirà che vi sono anche altri investitori che non fanno parte di questo gruppo. Il comunicato prosegue spiegando che cosa farà in concreto questo comitato. I particolari nel nostro sito notizieplus.it. Ancora cronaca. Polizia locale di Venezia e Guardia di Finanza nel mese di giugno hanno predisposto 4 servizi congiunti finalizzati al contrasto del commercio itinerante abusivo nel centro storico veneziano. Attualmente non risulta esserci una massiccia presenza di venditori, ma una sporadica presenza di persone di etnia africana che espone merce a terra o vende in modo itinerante prodotti quali braccialetti e cinture. Complessivamente nello svolgimento di questi servizi sono stati sequestrati con annesse verbalizzazioni 143 borse e altri articoli di pelletteria che non riportavano contraffazione o alterazione di marchi. Inoltre sono stati identificati 2 cittadini extracomunitari non regolari per l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale italiano. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.